ci fa riavvicinare alla terra Teresa, a una terra che ha abbandonato 62 anni fa, Matala, perché questa genesi, questa operazione improvvisa, da cosa nasce? Nasce dall'amore di Teresa verso Matala, verso la Sardegna, verso l'Italia. È un'autorità morale della cultura in Sud America e non solo. Io so benissimo, e chi la conosce come me sa benissimo quanto Teresa Fantasia rappresenti per le nostre radici, i nostri valori, le nostre tradizioni. Sappiamo che quanto è piccola di corpo, lo è grande d'animo e nel pensiero. Quindi è volata, la Sabalumba è storrata a Bibbia. Sabalumba è storrata, quindi i temi non possono essere che su di Sterro, l'emigrazione, di Sterro, lontano dalla sua terra, che provoca dolore, pene, peleas, che però come ha adottato una terapia importantissima, che è quella della speranza, della disperas, il dolore che è riuscita a capitalizzare, tirar fuori le cose migliori, più creative, più utili per la società a cui crede, per i grandi valori che ci tengono uniti, che sono le tradizioni, le radici. Lei coltiva sempre questa radice che qualcuno cerca di rinsecchire, di non abbeverare, ed ecco lei che arriva con la sua acqua e le fa fiorire continuamente. Per noi questo mondo virtuale fino a ieri è diventato un mondo reale. E con lei devo ricordare un altro grande anello di congiunzione, questo mondo è Angelo Carboni, che ci lega a tutti. Teresa Fantasia e Angelo Carboni sono questi luci, e a loro ci riferiamo sempre, a loro chiediamo consigli e loro sono generosi nel renderci tutte le loro conoscenze, tutti i loro valori. Benissimo, taglio corto perché qualcuno potrebbe provvedere a farlo se non è così. Presento Teresa, già presentata, la accompagnano il poeta, ebbene, c'è un poeta argentino, Gabriel Impaglione. Il suo mercato culturale, non dovrei usare questo termine, ma purtroppo di mercato si parla anche in letteratura, è in Sud America, comunque le lingue spagnole. È un poeta che la conosce da sempre e quindi sarà il compito suo illustrare Teresa Fantasia nei dettagli. Dopodiché una grande amica, una illustre scrittrice, Giovanna Mulas, già autrice, almeno 30 romanzi già pubblicati, un altro in fase di pubblicazione. Non sarò io, ovviamente. Non sono né in grado né competente a farne analisi letteraria, degna rappresentante della cultura sarda nel mondo. Dalla vostra presenza, di cui tra l'altro ho omesso anche il saluto generale, preso dalla foga, solita foga notturna nemica. E lo faccio adesso. Un saluto ve lo faccio adesso, forse perché volevo farlo prima a Teresa, ma voi meritate, vista l'attenzione che vedo, e state mettendo anche in questo momento, meritate il nostro Benignidos. Benignidos è la sintesi migliore, detta in sardo, in patadese. Altre parole sono superflue. Benignidos a tutti e grazie per la vostra presenza. Ovviamente devo ringraziare l'istituzione che abbiamo deciso in una settimana di organizzare questo, sapendo dell'arrivo di Teresa Fantasia, che ho avuto l'onore di accoglierla all'aeroporto di Elmas quando è arrivata da Buenos Aires. C'è Bruno Sini, c'è Francesco Masia, altro collega poeta, poi amanti della poesia. No, ci pensa Angelo Carboni ogni tanto a regolarmi, a dirmi che non lo sono affatto. La più grossa soddisfazione è Teresa Succi, perché sono riuscita a tirarla fuori, ha dei valori importantissimi e credo che ce l'abbia nell'anima. La poesia si ciba di poesia, quindi è un'altra graditissima
amica, nuova amica di questo, almeno in questo campo. Siamo 4, ne ho citato 3, 4, sto saltando qualcuno, adesso mi prende la notoria amnesia. Angelo Carboni. Stavo dimenticando Angelo Carboni, che non è presente, ovviamente, lo rappresenta Leonardo Pizzari. Angelo Carboni, un altro della combricola, che partecipa attivamente. Praticamente stiamo cercando di recuperare l'idioma sardo, metterlo per quanto possibile in verso spesso. Bene, c'è Alberta De Turo, che è tagliaritana, castellaria, di origini vero-lugudresi, posso mangiare, castellaria. Teresa è l'ultimo grande acquisto, Alberta è l'ultimo grande acquisto di queste compagnie. Benissimo. Tutti valgono, tutti alla stessa amore, per la passione, per l'interesse che stanno approfondendo per questa materia, che credo che siano la vera base di una civiltà, la vera base della cultura, la vera base della personalità di un popolo. Se mancano le origini, se manca la dignità non è altro che la presa di coscienza delle proprie origini, della propria cultura, dei propri valori. Bene, la poesia è la sintesi di tutto questo. La poesia riesce ad estrapolare da tutti noi, e siamo tutti poeti a Patara. Non lo sappiamo, ma chiunque venga stimolato in tal senso è un poeta, o in prosa, ha le stesse parole, gli stessi suoni, gli stessi tenori, sono dei poeti. E ho avuto conferma a tutti i livelli. Ci riconoscono a Patara, che il patarese, non si sa per quale motivo, ha questa vocazione alta alla poesia. So che qualcuno sta pensando, Rino, ha promesso, e allora finisco. Ha promesso di parlare poco, ha parlato forse già troppo. E allora, giustamente, sarà il rappresentante dell'amministrazione, Gianni Pompei, da assessore, che sostituisce il sindaco, a fare i giusti onori di casa.